Numeri confortanti quest'anno, ingressi illegali in diminuzione, ma non dobbiamo abbassare la guardia, parla il presidente della regione Fedriga sulla rotta balcanica. Silos, non uno sgombero ma una chiusura, pronti 85 posti al campo scout e quanto emerso dal vertice in prefettura. Il vescovo, serve la collaborazione di tutti. Shock nel mondo di Fincantieri, è morto il presidente, il generale Claudio Graziano, cordoglio da tutto il mondo militare, politico e della società civile. Scomparsa da ieri una donna di 69 anni a Sales e affetta da Alzheimer, ancora senza esito le ricerche a Borgo San Sergio di Bruno Makarovic. Il Tribunale di Trieste è quinto in Italia per tempi medi più lunghi per portare a termine un processo civile, uno dei dati contenuti nell'indagine sul Sole 24 Ore. Ulteriore donazione da parte del comune e dell'azienda sanitaria verso il popolo ucraino. A breve infatti sarà inviata un'ambulanza alla città di Odessa. Pallacanestro Trieste, premiata il municipio con il sigillo trecentesco consegnato dal sindaco della città Roberto Di Piazza, e in serata festa in piazza per la squadra. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Domani il vertice trilaterale tra i ministri dell'interno di Italia, Slovenia e Croazia in prefettura a Gorizia, dove sarà fatto anche il punto della situazione sui controlli ai confini. Allora sentiamo le parole del presidente della regione Fedriga, vediamo. I mesi estivi chiaramente sono sempre quelli più sensibili rispetto al flusso di migrazione irregolare che passa sia dal Mediterraneo che dalla rotta balcanica, questo è ovvio, però devo dire che quest'anno abbiamo avuto dei numeri in miglioramento rispetto allo scorso, in netto miglioramento rispetto allo scorso anche nei mesi già monitorati, quindi vediamo come andrà, dobbiamo sicuramente rafforzare il più possibile i controlli e evitare gli ingressi irregolari. Controlli dei confini, gestione dei flussi di migranti dalla rotta balcanica, con una speranza che l'impennata dei numeri che avviene ogni estate non pregiudichi la tenuta del sistema. Anche di questo si parlerà domani a Gorizia nel vertice trilaterale fra i ministri dell'interno di Italia, Slovenia e Croazia in prefettura, dove è prevista anche la riunione per fare il punto della situazione sul tema sicurezza e ordine pubblico in vista dell'estate. In regione infatti arriveranno anche nuovi rinforzi delle forze dell'ordine per presidiare soprattutto le aree turistiche del Friuli Venezia Giulia. Questo ovviamente sarà il Ministro che farà l'ordine del giorno del tavolo di domani. Ci incontreremo ovviamente sicuramente per discutere della collaborazione, soprattutto perché poi ricordo che c'è il trilaterale, appunto, oltre il Comitato Ordine e Sicurezza di Gorizia faremo il trilaterale con Slovenia e Croazia per ovviamente rafforzare la collaborazione. Questione di giorni invece lo sgombero del Silos di Trieste. Per quanto riguarda il Silos c'era un allontanamento con relativo trasferimento di chi è presente irregolarmente in quella struttura, dove verranno portati in struttura dove potranno ricevere l'assistenza, non come avviene al Silos, e quindi su questo penso che sia un passo avanti importantissimo dopo decenni di abbandono di fatto di quell'area. Per quanto riguarda il resto è chiaro che la possibilità di fermare gli ingressi irregolari comporta anche la maggior possibilità di trasferimenti dal nostro territorio, perché vuol dire che negli altri territori le strutture sono libere, quindi possono essere utilizzate per trasferire chi è entrato irregolarmente alla nostra regione. E proprio sul Silos nel pomeriggio c'è stato un vertice in prefettura, non è uno sgombero ma una chiusura, è emerso dal vertice, pronti 85 posti al campo scout per i migranti che arriveranno dopo la dismissione del Silos. Cittadini e associazioni in attesa sotto il palazzo del governo. Vediamo il servizio. Anche voi avete manifestato la vostra preoccupazione per il Silos e per lo stato di benessere delle persone. Che cosa è emerso da questo incontro? Ci sono elementi di rassicurazione e poi c'è questo sgombero che così però molte volte non lo si vorrebbe chiamare. No, il prefetto ci ha tenuto molto a chiamarla chiusura, non sgombero, e io spero che proprio di questo si tratti. Cioè, lui ci ha molto rassicurato sul fatto che ci sono già dei posti, 85 se non sbaglio, 85 posti già pronti all'ex ostello su per poter ospitare questi migranti in arrivo, mentre invece quelli che sono presenti adesso al Silos verranno smistati verso altri centri di accoglienza in altre città italiane. Non c'è stata una data per questa operazione che dovrebbe avvenire nel Silos ancora? No, lui auspica che venga fatto il primo possibile, però non ha assolutamente dato una data. Ha detto che questo potrà avvenire solo quando tutto sarà predisposto.
E sul tema del Silos è tornato questa mattina anche il vescovo di Trieste, Monsignor Trevisi, in occasione della presentazione della rinnovata veste grafica del sito della Caritas di Trieste. Vediamo il nostro servizio con l'intervista al vescovo di Trieste. Questo stile che vuole essere attento alle persone con le loro fatiche, l'emergenza adesso è quella di chiudere il Silos perché è veramente in una situazione indegna, e dall'altra parte evidentemente occorre poi promuovere una collaborazione con le istituzioni e con tutte le altre realtà del territorio e della società civile per fare in modo che le persone poi non restino per strada, e pertanto al di là che ci saranno adesso dei trasferimenti, che questi siano garantiti anche nel futuro e che coloro che si fermano qua siano accolti in un modo dignitoso e non più in situazioni come quelle del Silos. Così il vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, sulla situazione dei migranti nel Silos, dopo la sua lettera aperta in cui auspica un'alternativa alla struttura fatiscente accanto alla stazione, ma soprattutto invoca la collaborazione di tutti per farsi carico dell'umanità dolente. L'intervento non è casuale e avviene in occasione della presentazione del nuovo piano di comunicazione della Caritas diocesana. In un'attenzione che vuole essere rivolta alle persone e a tutte le varie persone con le loro ferite, le loro fragilità, con anche a volte la mancanza di speranza, e però questo anche in un'ottica di un linguaggio, uno stile, una modalità che è aperta a collaborare con tutti. Insieme al vescovo sono intervenuti Rosy Russo, fondatrice di Spazio Wow, che ha curato il restyling, e il direttore della Caritas, padre Giovanni Lamanna, che ha focalizzato l'attenzione sulle 13.810 persone sostenute e aiutate l'anno scorso e sugli oltre 106.000 pasti distribuiti dal refettorio. Si evidenzia soprattutto un aumento di persone che si rivolgono al centro d'ascolto per aiuti relativi a pagamenti di bollette, affitti, e un significativo aumento di persone che si rivolgono al nostro emporio per disporre di generi alimentari e poter mangiare. È morto il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, nato a Torino nel 1953. Graziano è morto stamani nella sua casa di Roma, la stessa in cui aveva vissuto con la moglie Maria Luisa Lanucara, scomparsa alcuni mesi fa. Una morte, dice chi conosceva la coppia, che aveva profondamente cambiato la vita del presidente di Fincantieri. La coppia non aveva figli. Sulla morte di Graziano le indagini sono affidate ai carabinieri, l'ipotesi più accreditata resta quella del suicidio. Non è ancora chiaro quando saranno celebrati i funerali, ma sembra certo che a occuparsi della cerimonia sarà l'Esercito. La notizia della morte del presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, impatta sul titolo di Fincantieri, che reagisce con un tuffo in rosso sotto i 5 euro, in calo di oltre il 3%. Numerose le attestazioni di cordoglio dal mondo politico ed economico. Ancora senza esito le ricerche di Bruno Makarovic, l'anziano che si è allontanato dalla casa di riposo la scorsa settimana facendo perdere le proprie tracce. Nuovo appello del figlio, ricerche a tappeto casa per casa a Borgo San Sergio. Vediamo. E dopo 5 notti non abbiamo ancora ritrovato. È stato setacciato il bosco, oggi hanno setacciato le case, i giardini, e non l'hanno trovato. Non si fermano le ricerche di Bruno Makarovic, l'86enne allontanatosi dalla casa di riposo Santa Chiara di via Maovaz a Borgo San Sergio mercoledì scorso, facendo perdere le proprie tracce. Un tavolo convocato ieri in prefettura ha organizzato le squadre che oggi per tutto il giorno hanno suonato ai campanelli di tutte le case del rione, suddiviso in quadranti, cercando anche in giardini, orti, cantine, dove si spera che l'anziano possa aver trovato riparo, e naturalmente nei boschi circostanti. Oggi stiamo battendo le zone private assegnate dalla prefettura per completare l'area di ricerca in tutto Borgo San Sergio, in modo da coprire completamente la zona. In campo la polizia, i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile e del soccorso alpino, affiancati dall'associazione Penelope. Nuovo appello del figlio Michele.
non c'è stata nessuna segnalazione, per cui bisogna vedere dappertutto, anche in centro città, non solo qua a Borgo San Sergio, bisogna magari sull'altipiano anche, non sappiamo più cosa dire, perché sennò bloccano le ricerche, bisogna darsi da fare e guardare tutti. Grazie e speriamo bene. Un'altra persona è scomparsa da Sales, frazione di Sgonico. Si tratta della signora Stanka Mokole, di 69 anni, lo riporta il Primorski Dnevnik. Della donna si sono perse le tracce da ieri pomeriggio. L'ultima volta alcuni testimoni l'hanno vista intorno alle 17:15 mentre camminava sulla strada principale nei pressi di Samatorza in direzione Prepotto. Si sa che indossava una giacca invernale scura. La signora soffre del morbo di Alzheimer. I parenti hanno informato le autorità competenti della scomparsa. L'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi commenta con prudenza il piano nazionale per l'abbattimento delle liste d'attesa, guardando in particolare all'appropriatezza degli interventi di cura. Vediamo. È ancora molto cauto l'assessore alla salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi nel valutare quali potranno essere effettivamente le conseguenze del piano nazionale per il taglio delle liste d'attesa, presentato nelle scorse settimane dal governo. Intenti nobili che talvolta si scontrano con procedure amministrative macchinose o, e qui la sottolineatura di Riccardi, sull'appropriatezza delle prestazioni. Ogni sforzo che va nella riduzione della lista d'attesa è il benvenuto. Credo che ci siano diversi spunti interessanti. Penso che il più interessante sia quello della defiscalizzazione di parte delle prestazioni pagate ai professionisti sanitari. Ne esce difatti un quadro dove l'apporto di risorse, siano esse economiche o umane, valgono tanto quanto l'organizzazione dell'intero sistema, visto che oggi si vive un sensibile aumento delle richieste di ospedalizzazione o di presa in carico dei pazienti nei territori. Questo Paese ha un problema, quindi anche questa regione ovviamente, ha un problema legato alla appropriatezza prescrittiva. Se noi stimiamo che quasi la metà delle prescrizioni sono aumentate dal 2019, è evidente che questo sistema non è in grado di dare una risposta. Bisogna ritornare all'appropriatezza della prestazione, altrimenti il sistema rischia di fare 2 o 3 volte le cose delle persone che non hanno bisogno, rischiando di non farle realmente a quelli che hanno bisogno. Nessun aumento per la tassa comunale sui rifiuti, a confermarlo questa mattina l'assessore comunale al bilancio Everest Bertoli, che ha motivato anche le modalità che portano l'ente municipale a coprire gli eventuali costi aggiuntivi inizialmente stimati. Vediamo. Non un centesimo in più sarà pagato dai residenti del comune di Trieste per la tassa rifiuti. La promessa è dell'assessore comunale al bilancio Everest Bertoli, che dati alla mano ha ultimato il piano finanziario di concerto con l'ente gestore del servizio Cegas APS Amga rispetto alla Tari 2024. Una tassa che, stando ai trend, potrebbe aumentare in virtù di un afflusso turistico che comporta un maggior sforzo per la pulizia e la raccolta dei rifiuti. Ma ciò nonostante, grazie a diverse attività, quali la riscossione di somme fino ad oggi destinate al cassetto dell'evasione fiscale e gli adeguamenti, a Trieste non ci saranno modifiche. L'importo rimane quindi uguale, in un contesto in cui diverse città italiane ritoccano il tributo con rincari che oscillano dall'1,5% fino a sfiorare il 10% di rincaro. Politicamente però c'è chi non è convinto dell'operazione di Bertoli, che a sua volta rassicura tutti. È vero, è così, nonostante quello che magari dice qualche avversario politico in varie trasmissioni che ci accusa di alzare le tasse, in una situazione tragica e drammatica come potete vedere in giro per l'Italia, dove si sforano aumenti anche del 13-15%, il Comune di Trieste non aumenta di €1 la tassa rifiuti rispetto al 2023, 39.170.000 euro erano nel 2023, 39.170.000 euro saranno nel 2024 e questo grazie da un lato a una forte lotta all'evasione che ha permesso di recuperare cifre importanti da portarli in detrazione e dall'altro anche alla collaborazione con la Cegas che ha rivisto i suoi conti e in terzo luogo ad un intervento diretto dell'amministrazione comunale per sterilizzare gli effetti, i costi in più che derivano dall'afflusso turistico. Il Tribunale di Trieste è quinto in Italia per tempi medi più lunghi per portare a termine un processo civile, uno dei dati contenuti nell'indagine pubblicata oggi dal Sole 24 Ore. Vediamo il servizio.
Il Tribunale di Trieste, con 940 giorni di media per risolvere un processo giudiziario di natura civile, è in affanno ed è il quinto per tempi medi più lunghi in Italia. La tempistica è in aumento del 17,6% rispetto al 2019, prima della pandemia. Lo rileva il Sole 24 Ore oggi in edicola, che ha compiuto un'inchiesta in tal senso, che ha accertato un rallentamento dei tempi del 25% dei tribunali italiani. Secondo il quotidiano Economico, il rallentamento sarebbe dovuto in particolare ai ricorsi dei migranti contro i provvedimenti di diniego della protezione internazionale e per le richieste di riconoscimento di cittadinanza. Il nostro territorio è il terminale della rotta balcanica, ha spiegato il presidente del Tribunale di Trieste, Igor Maria Rifiorati. Dal 2020 al 2023 sono stati iscritti 10.000 procedimenti in materia di protezione internazionale e 2.500 nei primi 5 mesi di quest'anno. Le pendenze della sezione specializzata rappresentano quasi il 60% del contenzioso civile del Tribunale. L'emergenza, prosegue Rifiorati, ha determinato il Ministero ad aumentare la pianta organica di 4 unità e il CSM a disporre l'applicazione di un magistrato da un altro distretto, ma con le risorse assegnate non si è neanche coperto il turnover ordinario. Gli addetti all'ufficio per il processo sono essenziali per mantenere l'operatività, ma oltre un terzo se n'è già andato per lavori a tempo indeterminato. Nella classifica negativa compare anche il Tribunale di Pordenone, che ha peggiorato i tempi medi del 20,7%, una percentuale più alta di quella di Trieste. Il numero di giorni medio è però inferiore a quello del capoluogo regionale, e cioè si ferma a 406. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Ulteriore atto di donazione da parte del Comune e dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina verso il popolo ucraino nell'ambito dell'operazione Tom Trieste abbraccia Mykolaiv. A breve infatti sarà inviata un'ambulanza alla città di Odessa. Vediamo. Proseguono le donazioni da parte del connubio formato dal Comune di Trieste e dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina verso le popolazioni dell'Ucraina colpite dai bombardamenti nell'ambito dell'operazione Tom Trieste abbraccia Mykolaiv. Oggi è stato presentato il prossimo gesto di solidarietà con l'invio di un'ambulanza diretta alla città di Odessa, utile per i soccorsi e dotata di tutta una serie di apparecchiature che nel contesto della guerra diventano bene preziosissimo per la popolazione del luogo. Una donazione che rappresenta un ulteriore tassello incominciato nel marzo del 2022 con l'attivazione del conto corrente per raccogliere le donazioni con la causale Trieste abbraccia Mykolaiv. Direi che da questa regione sono partiti immediatamente gli aiuti all'apertura del conflitto. Ricordo che il sistema di protezione civile e sanitario hanno collaborato per raggiungere risultati importanti. Questa è sicuramente un'ulteriore opera importante con la donazione di questa ambulanza. Noi continuiamo naturalmente a garantire assistenza, sostegno verso un paese colpito, auspicando che finalmente le armi tacciano e la diplomazia riesca a raggiungere quel risultato di pace che tutti quanti auspichiamo. Una solidarietà che tutti i presenti sperano possa finire, ma solo perché questo vorrebbe dire che non ci sia più bisogno di intervenire a supporto di una popolazione attanagliata da bombardamenti e combattimenti. Il dottor Alberto Peratoner, direttore del servizio di emergenza territoriale, ha spiegato quale sarà l'apporto del mezzo in Ucraina, non più utilizzabile a Trieste per questioni di normative sui chilometraggi dei veicoli, ma perfettamente funzionante. È un'ambulanza innanzitutto di soccorso, quindi potrà intervenire direttamente sul luogo dell'incidente o dove ci sono dei feriti. Ha un sistema di barrella estraibile autocaricante, per cui il paziente, il ferito potrà essere caricato, e all'interno è dotata di tutti i dispositivi elettromedicali che possono essere utili ad intervenire, a monitorizzare, a trattare un paziente grave. È inoltre un'ambulanza che può servire da trasporto secondario tra un ospedale e un altro o tra un posto e un altro, insomma. Una notizia di cronaca dell'ultima ora arriva dalla provincia di Gorizia. Possiamo anche vedere le immagini dei Vigili del Fuoco. Alle 16:40 circa di oggi i Vigili del Fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti dal comando appunto di Gorizia sono intervenuti con una squadra supportata da un'autobotte e un'autoscala in località Oslavia, proprio a Gorizia, per la segnalazione di fiamme alte dietro un'abitazione. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco
hanno constatato che nel giardino retrostante, lo vediamo anche da queste immagini, stava bruciando una legnaia. I vigili del fuoco, dopo aver verificato che nessuna persona era coinvolta nell'incendio, hanno iniziato a estinguere le fiamme, evitandone la propagazione alle sterpaglie che si trovavano a ridosso appunto della struttura andata a fuoco. Spento l'incendio, i soccorritori hanno provveduto alla bonifica delle parti bruciate e messa in sicurezza dell'area. Questo è accaduto a Oslavia, in zona Gorizia. Passiamo allo sport, perché la pallacanestro Trieste è stata premiata oggi in municipio con il sigillo trecentesco consegnato dal sindaco della città Roberto Di Piazza. Vediamo. E allora mi permetto di consegnarlo con tanti auguri di cuore e ringraziandovi per quello che avete fatto per la nostra città. Grazie. Mike Arcieri, una soddisfazione immensa, ovviamente per questi ragazzi e per il grande lavoro che avete fatto tutti assieme come squadra, come staff per quest'anno. Cosa significa per voi questo premio? Sì, come hai detto, per i ragazzi, per Jamie, lo staff, la città, tifosi, c'è sempre un processo. È stato un processo lungo per una squadra di diventare la squadra che è. Allora sono molto contento che alla fine abbiamo giocato quel livello di pallacanestro, che c'era un palazzetto pienissimo con la gioia di un vincente pallacanestro. Allora ovviamente è un giorno, è un periodo bellissimo per noi. Oggi siamo contenti per anche la città, tifosi, che speriamo che stiamo andando nella direzione giusta per Trieste in pallacanestro. Allora adesso celebriamo un attimo oggi e domani torniamo per l'anno prossimo. Sicuramente è un giorno bello e un sentimento per tutti noi veramente bello. E c'è stata anche la festa in Piazza della Borsa con i tifosi assieme ai giocatori della Pallacanestro Trieste per celebrare ancora una volta il ritorno in A1. Vediamo. L'ultimo atto di una festa infinita che premia la Pallacanestro Trieste, lo staff, tutti i giocatori, i tifosi qui presenti in Piazza della Borsa per assistere a questi festeggiamenti. Tutto per la Pallacanestro Trieste, tutto per il ritorno in Serie A1. Sì, dopo l'abbraccio di gara 4, adesso abbiamo un abbraccio alla città qui in Piazza della Borsa, una location magnifica, siamo pronti a festeggiare, anche perché comunque sono 4 giorni che chi più chi meno festeggia, e quindi di conseguenza adesso ci gogliamo l'abbraccio dei nostri tifosi che ci hanno supportato nei playoff. Tanti giovani e meno giovani solamente qui per voi. A chi dedicate oltre alla città questa vittoria? A tutto l'impegno, credo, di una squadra che ha lottato fino in fondo. Sicuramente un gruppo coeso, sicuramente un gruppo fatto di amici, di persone vere che ha lottato fino all'ultimo anche nei momenti difficili, e quindi di conseguenza una vittoria che va dedicata molto alla squadra, ma soprattutto anche alla società che ha avuto lungimiranza, ha avuto voglia di investire in questa città, in questa squadra, e quindi di conseguenza va anche a loro un grande merito, un grande applauso. E allora buona festa. Grazie. Una bellissima festa per celebrare un momento di sport importantissimo per la nostra città. Ora passiamo all'arte, perché la grande mostra intitolata Confini da Turner a Monet a Hopper sarà uno degli eventi clou di Gorizia Nova Gorica, città europea della cultura. Si terrà a Villa Manin di Passariano da ottobre 2025. È stata presentata oggi, vediamo. Una mostra in uno scrigno aperto, anzi creato per l'occasione. Confini da Turner a Monet a Hopper, canto con variazioni. A cura di Marco Goldin si propone come l'evento di punta di Go 2025, di cui interpreta il tema. Ad accoglierla gli spazi totalmente rinnovati e adeguati a mostre di livello internazionale dell'Esedra di Levante di Villa Manin a Passariano, dall'11 ottobre 2025 al 12 aprile dell'anno successivo. Sarà una mostra di livello internazionale, unica. Per capirci, non sono quelle mostre itineranti, magari anche di autori famosi, che però uno le può vedere a Milano, Torino, Genova, Venezia, dappertutto. La potrà vedere soltanto a Villa Manin in questo caso, quindi in Friuli Venezia Giulia, con quadri, vedrete tra poco, con nomi di
di levatura ovviamente mondiale, di grandissimo prestigio e di pregio, oltretutto incentrata come tema appunto confini. Oltre 100 opere a raccontare i confini, opere concesse da una quarantina di musei sia europei sia americani e da collezioni private. La competenza e le relazioni di Goldin, collaudate da decine di mostre di successo, hanno aperto porte impossibili. E con il progetto Relazioni d'Arte, organizzato dall'Università degli Studi di Trieste in collaborazione con SMATS, Sistema Museale di Ateneo, e ERPAC, l'ente regionale patrimonio culturale, prosegue l'impegno di valorizzazione del patrimonio artistico universitario e della creazione di un più stretto legame col territorio in occasione del centenario dell'università. Dopo le residenze d'artista Shine Bright Like a Diamond, realizzate nel 2023, che hanno coinvolto i dipartimenti dell'Ateneo Giuliano in un'inedita collaborazione tra docente, artista e studente, le relazioni d'arte si concentrano sul rapporto di importanti artisti legati all'Università di Trieste e alla città. Il progetto prende il via domani, con le mostre delle opere degli artisti di fama internazionale Serse Roma e Manuela Sedmak, e proseguirà nei prossimi mesi con Antonio Sofianopoulo e Elisa Vladilo. I 6 disegni in grafite che compongono Serse e le ambiguità della rappresentazione saranno esposte nelle ali destra e sinistra dell'edificio centrale dell'Università di Trieste in piazzale Europa 1. La mostra Manuela Sedmak, al di sotto della sostanza cromatica nell'intercapedine della pittura, sarà invece visitabile al Dipartimento di Studi Umanistici di Università di Trieste in via del Lazzaretto Vecchio, e esporrà una ventina di opere della pittrice. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ma non andate via, perché fra poco ci collegheremo con il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, per parlare dell'importante vertice e anche del trilaterale di domani proprio nel capoluogo isontino per quanto riguarda i controlli e la sicurezza ai confini. A fra pochissimo. Bentornati in diretta con noi a questo appuntamento di approfondimento con in questo caso il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Buonasera, in collegamento con noi su Skype. Buonasera sindaco. Buonasera a lei, è sempre un piacere incontrarle. Buonasera naturalmente ai telespettatori, anzi, come dico io, ai tantissimi telespettatori di Tele4. Ai tantissimi telespettatori di Tele4 che hanno seguito il nostro telegiornale quest'oggi e hanno visto anche, hanno sentito la notizia dell'importante vertice di domani mattina a Gorizia. Allora, che cosa succede domani a Gorizia? Avevamo chiesto già lo scorso anno al ministro Piantedosi la possibilità di un incontro proprio sul nostro territorio, a Gorizia e Nova Gorizia, ma proprio per toccare con mano, perché è una cosa che constatiamo spesso, l'abbiamo constatato non soltanto durante il Covid, ma lo si constata quotidianamente, come se Bruxelles è lontana da Gorizia e Nova Gorizia, lo sono ai noi anche Roma e Lubiana. Perciò ci sembrava un'opportunità. Ne ho riparlato anche con il vice premier Tajani proprio recentemente, e perciò diciamo che innanzitutto c'è l'apprezzamento da parte nostra per il fatto che sia stata scelta la Gorizia e Nova Gorizia per questo summit tra i 3 ministri, appunto italiano, sloveno e croato. Ovviamente ci saranno 2 appuntamenti domani che riguardano i sindaci. Uno alle 9:30 ci ritroveremo in prefettura con il ministro, poi torneremo alle 14 invece in piazza della Transalpina con il ministro italiano e sloveno, proprio per un incontro ufficiale. Certo che piazza della Transalpina, come avete più volte riportato, in questo momento grazie al cielo è un cantiere, ma grazie al cielo un cantiere che finirà alla fine del prossimo gennaio per tornare non nel suo vecchio splendore, ma in uno splendore. Vi stupiremo insomma con effetti speciali. Tutto nuovo. Al netto di ciò, domani è un momento importante, perché reitereremo alcune richieste che per noi sono assolutamente fondamentali. Che cosa volete chiedere appunto ai ministri, in particolare al nostro, ma anche un po' a tutte le personalità che saranno presenti domani?
Il primo, beceramente da sindaco di Gorizia, che venga mantenuto quella corsia, che venga mantenuta quella corsia preferenziale, privilegiata, che avevamo chiesto con la sospensione di Schengen, perciò lo scorso anno, tra Gorizia e Nova Gorizia, perché come è facilmente comprensibile, come è facilmente intuibile, le relazioni non già legate esclusivamente alla capitale europea della cultura, perciò tra diversi soggetti pubblici, privati, ma anche per il clima che si è generato sul nostro territorio, abbiamo constatato come vi sia una maggior permeabilità da questo punto di vista del nostro confine, perciò una maggior e reciproca frequentazione, che era oggettivamente una delle mission che noi ci eravamo posti e che ovviamente non abbiamo finito qui. Il ministro, quella volta, al telefono una quindicina di giorni fa lo ha confermato, reitereremo questa richiesta, ma con una richiesta aggiuntiva. Nel 2025 saremo capitale europea della cultura. Noi, io credo che sarebbe davvero un pessimo biglietto da visita, capitale europea della cultura, Gorizia, Nuova Gorizia, Italia e Slovenia, se mantenessimo la sospensione di Schengen nel 2025. Io mi auguro che la scelta di ripristinare totalmente Schengen non derivi dall'appello del sindaco Ziberna, ma dal venir meno oggettivamente delle condizioni che oggi hanno determinato la scelta da parte dei tre governi. Non è solo questo, come anche questo è ben comprensibile, l'abbiamo già comunicato al Ministro, ci saranno circa 2000 eventi tra Gorizia e Nova Gorizia che avranno luogo dal più importante al meno importante nel 2025. Comunque gli eventi che avranno bisogno di un presidio da parte delle forze dell'ordine saranno certamente in numero largamente superiore ovviamente a quello attuale, per il quale non c'è in questo momento la disponibilità di personale, anche perché, come lei sa, il nostro territorio è già sotto stress per la presenza del porto, per la presenza dell'aeroporto, per la presenza del CPR, per la presenza comunque della rotta balcanica che entra sia a Trieste ma anche a Gorizia. Peraltro abbiamo un dato recentissimo che è stato battuto, credo questa mattina o ieri mattina, da un'agenzia di stampa, che ha rilevato come ci sia un importante aumento del flusso della rotta balcanica. Ecco, perciò quello che noi chiederemo è relativo non solo alle forze dell'ordine, ma anche ai vigili del fuoco. Non lei, ma un telespettatore potrà chiedersi: ma perché anche i vigili del fuoco hanno paura forse di qualche intervento? Speriamo che naturalmente interventi siano assolutamente necessari, ma le norme in Italia, suppongo anche all'estero, impongono la cosiddetta commissione pubblici spettacoli, cioè ogni qualvolta c'è uno spettacolo particolare dobbiamo avere i vigili del fuoco che fanno i sopralluoghi, fanno le prescrizioni, si torna con un nuovo progetto, bisogna fare piani della sicurezza, peraltro che coinvolgono anche ASUGI e non soltanto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, perciò è un lavoro complesso. Ecco il motivo per cui assolutamente l'organico va rafforzato, ripeto, carabinieri, polizia. Certo, il ministro Piantedosi ha già comunicato che c'è stato un rafforzamento, che verranno a breve mandati più agenti sul territorio a Gorizia come a Trieste. Anche in chiave turistica, no? Se non mi sbaglio, cioè proprio per la stagione, la bella stagione, quindi l'aumento del flusso turistico. Però questi sono previsti, se non sbaglio, fino a settembre. Fino a settembre, ecco, è vero. E che tra l'altro il nostro auspicio sarebbe anche quello che, ma questo ne parleremo forse anche in un'altra occasione, visti gli elevatissimi costi che ha il personale aggregato sul territorio, perché non dimentichiamoci che oltre allo stipendio pagato a tutti, uno stipendio maggiorato non solo va pagato naturalmente per pernottamenti, pranzo, cene, eccetera, eccetera. Noi siamo disposti, ne stiamo lavorando in questo senso, peraltro sia con la Regione che con la Questura, sia perciò con il Questore che con il Presidente Federica, che con l'assessore Callari, vale per la provincia di Gorizia ma vale anche per le altre province, per dotare le strutture come la Questura di Gorizia o nella fattispecie più precisamente la caserma Massarelli
dove potranno essere anche ospitati, potranno essere perciò realizzati degli spazi foresteria che consentiranno di abbattere i costi dei cosiddetti aggregati, che sono generalmente ragazze e ragazzi più giovani, perciò che vengono assegnati quasi nei loro primissimi incarichi. Ma questo, ripeto, è un argomento che potremo affrontare anche successivamente. Sicuramente, e fra l'altro appunto ne avrete tanti di eventi, di spettacoli, tantissime anche mostre, insomma oggi è stata presentata quella di Villa Manin, tanto a testimoniare che non c'è soltanto il ristretto territorio di Gorizia e Nova Gorizia, ma anche un po' tutta la regione, quindi immaginiamo che avrà delle ricadute davvero ampie questa. Sicuramente in tutto Friuli Venezia Giulia, poi già. Sappiamo che Marco Goldin, Collina d'Ombra, è letteralmente un mago, cioè bisogna fare un atto di fede nei suoi confronti, perché laddove il senso di, dove l'esperienza di una persona dice ma oggettivamente questa cosa non è possibile farla, se la fa Marco Goldin è una cosa che invece riesce bene, perché ripeto, è la dimostrazione che ad esempio una mostra non è la tipica mostra che costa 100 e rientrano il 20% grazie a sbigliettamento e sponsorizzazione, ma è una mostra che riesce davvero a introitare risorse. Ma per fare questo bisogna essere dei professionisti, perciò un ringraziamento alla Regione, al Presidente Federica, all'assessore Anzil e a Goldin, che peraltro non farà soltanto la mostra, come sapete, a Villa Manin, ma a ottobre partirà la mostra invece su Ungaretti a Gorizia. Certo. Lei mi chiederà, anzi non lei perché lei approfondisce le notizie, il telespettatore mi chiederà ma Ungaretti che ci azzecca, per usare un termine, che ci azzecca Ungaretti con la pittura, ma lo spiego ora. Abbiamo ospitato 11 grandi artisti, non mi chieda però i nomi perché non sono autorizzato a spoilerarli, 11 grandi artisti sia italiani ma anche stranieri, i quali hanno vissuto una decina di giorni sui luoghi carsici dove Ungaretti appunto era presente. Perciò loro, con la loro sensibilità al loro vissuto, hanno percepito le emozioni del territorio, e vedremo perciò, ciascuno realizzerà 4 o 5 quadri, per complessivamente saranno 60 o 70 quadri, e vedremo come loro hanno interpretato Ungaretti declinato però in riferimento ai suoi luoghi, quel Carso che sappiamo essere stato terra di confine tra due imperi oltre 100 anni fa, e sappiamo essere ancora un confine, ma è proprio quel confine che grazie alla Capitale Europea della Cultura cercheremo di rimuovere fisicamente, e ci stiamo cercando di rimuovere anche dalla mente dei cittadini. Dalla mente di tutti, quello forse c'è già, Sindaco. Allora grazie, noi naturalmente seguiremo i vertici di domani, quindi saremo in diretta da Gorizia in varie finestre, poi avremo i nostri servizi naturalmente nel telegiornale. Ringrazio Perciò ci vediamo domani mattina alle 8:15, ci siamo già messi d'accordo. Benissimo, grazie mille al Sindaco Ziberna, buona serata e buon lavoro per gli appuntamenti di domani. E grazie a tutti voi che ci avete seguito, buon proseguimento di serata a tutti voi.